Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto a Batman napoletano. Come state? Voglio. Spero tutto bene. Dopo il video del piccolo post partita di Varone Nivea, ci vediamo qui nel post partita normale di una partita di calcio di Serie A. Allora, di alcune partite di calcio di Serie A. Allora, direi di partire subito con... Scusate, io ho dovuto fare un taglio perché stava cadendo la videocamera. Vabbè. Stavo dicendo, partiamo subito con la partita della Roma, Parma-Roma, finita per 2-3 per la Roma. Che c'è da dire, voglio un Malen che gli ha salvato la Roma all'ultimo minuto, che ha recuperato i punti sul Milan. Ora con questa sconfitta che ha fatto il Milan, la vittoria della Roma, la Roma è riuscita ad agganciare il quarto posto. Fino a tipo al 93esimo, 94esimo, non mi ricordo precisamente, era arrivato il pareggio. Tutti noi, io e amici miei, no? Ovviamente tifosi del Napoli, mi ha detto, ah boh, questo è fornuto, questa partita è fornuto, che c'è da dire più su questa partita, no? Ormai 2 o 3 minuti ed è finita, c'è un botto. Non penso che la Roma riesce a fare un 3-2. Guarda caso, 3-2 Roma. Che stavo parlando, mi ero un attimo distratto dalla televisione, che è arrivato il 3-2 della Roma. Vabbè. Poi vi dico un piccolo dato statistico. Malen, 16 partite, 13 gol. E chi lo criticava quando la Roma l'ha preso e uscì. Vabbè, ovviamente lo dico da tifoso del Napoli, Vabbè. Poi passiamo alla partita delle 20:45 del Milan. Milan-Atalanta. Atalanta che fa l'impresa e vince, vabbè, tanto impresa non è, vince a San Siro. 2 rigori dati da entrambe le parti. Fatemi sapere il rigore dell'Atalanta, se c'è stato il rigore all'Atalanta, sì, non mi vorrei confondere con un'altra partita, però ci dovrebbe essere stato il rigore all'Atalanta. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se il rigore dato all'Atalanta è il rigore oppure no. Io non mi voglio esprimere. Vabbè, i primi 50-60 minuti li domina l'Atalanta, proprio il secco li ha dominati l'Atalanta. Poi l'Atalanta si sta facendo rimontare con vari gol del Milan, uno sul rigore che per me ci stava, perché la palla che ha passato il giocatore del Milan già era passata. Poi il contrasto sì, magari non è tanto forte, però è sempre un contrasto di gioco, di un'azione di gioco che sta andando in porta a tirare, a far gol. Quindi per me il gol, cioè il rigore c'è stato, e da lì poi si è scaturito il gol del 3-2, che l'Atalanta si sta facendo rimontare, però vabbè, meglio per noi che l'Atalanta non ha perso, oppure non ha pareggiato. Comunque vi ricordate l'altra volta fatto di quel mio amico Gennaro?
vai giù, che ha staccato pure sta partita, vai giù. Cioè, Gennaro si un visionario, te lo torno a dire. Non so se mo stai guardando questo mio video, però si un visionario. Cioè no, con voto veramente. Ci hanno organizzato, ma ci hanno mai giocare a bulletto. Perché me l'hai detto prima, no? Me lo dissi che il Milan sicuro non usciva con i 3 punti, o con un punto o con la sconfitta, o con 0 punti. Ma io con la puletta, cioè no. Vabbè. Intanto è finita pure PSG di Brescia, come si chiama, e Barcellona, Real Madrid 2-0 a Barcellona. Vabbè. Ah giù, io che vi devo dire più? Ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Ci vediamo domani. Ciao, a giù.